150.000 euro dalla regione per rilanciare il centro di Noale. Il comune e la Confesercenti intendono utilizzare la cifra per migliorare la viabilità, illuminare le zone buie e sistemare le facciate delle piazze Castello e 20 settembre, per rilanciare così il centro cittadino. Milano idonea ad ospitare 15 donne e bambini africani e medio orientali rifugiati in Italia. Il comune riceverà 600.000 euro fino al 2016 per ospitarli adeguando locali già di proprietà comunale e per formare il personale dedicato all'assistenza, il tutto con la collaborazione dell'associazione Villaggio Globale. Arrivare a casa e non riuscire ad asciugarsi le scarpe prima di entrare a causa di un fenomeno alquanto insolito, il furto dello zerbino. È la situazione che stanno affrontando alcuni abitanti di San Michele al Tagliamento. Nessuna denuncia ai carabinieri finora. I sanmichelini forse preferiscono ricomprarsi gli zerbini. 20.000 euro per bloccare i drogaparty nel parco della scuola. Bottiglie, vandalismo, siringhe abbandonate e persino resti di falò. Dopo numerose segnalazioni ai carabinieri, il comune di Mogliano Veneto corre ai ripari per fermare le scorribande nei giardini dei plessi scolastici. Verranno così innalzate le recinzioni e posizionate apposite reti antiscavalco. Approda in procura la vicenda della 43enne trevigiana che aveva aspettato invano dalle poste l'esito della TAC PET eseguita all'ospedale di Castelfranco, che le diagnosticava un linfoma. Dopo la presentazione di una denuncia per interruzione di pubblico servizio, spetterà ora al Tribunale di Treviso decidere come procedere. Oltre 100 le telefonate giunte al canile sanitario di Ponzano Veneto con la richiesta di adozione di uno dei 33 cuccioli di razza sequestrati dai carabinieri in un furgone proveniente dall'Est Europa. Al canile si spera che questa vicenda possa far sì che anche gli altri cani meno giovani e di razza meticcia trovino una famiglia che li accolga. Ladri in azione al cimitero comunale di Sant'Elena. I malviventi hanno cercato di rubare una lastra di marmo della tomba della famiglia Baccan, fuggendo a mani vuote dopo che la lastra si è rotta probabilmente dopo essere scivolata dalle loro mani. Il tentativo di furto può essere stato agevolato dalla mancanza di sistemi di sorveglianza. I piovesi possono stare tranquilli. Delle quasi 20.000 multe scattate con l'autovelox sulla strada dei vivai nel 2013, sono meno del 4% quelle che riguardano gli automobilisti di Piove di Sacco. Per le casse del comune, invece, le entrate dovute alle sanzioni sfiorano 2 milioni di euro. Sono più di 1.000 gli studenti entrati nelle facoltà di medicina in tutta Italia dopo l'accoglimento da parte del TAR del Lazio del maxi ricorso presentato dall'Unione degli Universitari. È la prima volta che un numero così elevato di studenti viene riammesso alle facoltà con una sentenza.